le gabbie. Cioè, massima bisogna che... Ok, allora procediamo. Intanto buonasera a tutti. Per questo Consiglio Comunale iniziamo con l'appello dei presenti. Presente? Presente. Presente. Nominiamo ascoltatori. Andrea? Sì. Ok. E Valentina? Ok. Quindi propongo di mettere al voto da anticipare i due ultimi punti dell'ordine del giorno, visto la presenza, appunto, che ringraziamo anche del Presidente dell'Unione Montana e quindi il Sindaco Luciano Fregonese. Propongo di mettere al voto, se siete d'accordo, per anticipare i due ultimi punti e portarli al primo e al secondo punto. Ecco, quindi chi è favorevole a questo punti? Ecco, bene. Astenuti nessuno, contrari nessuno. Quindi procediamo appunto con Quindi il punto è esame ed approvazione della Convenzione per l'esercizio della funzione fondamentale, attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento di primi soccorsi tra i comuni di Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Fregona, Follina, Miane, Revine Lago, Tarzo, Sarmede, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto e l'Unione Montana. Quindi appunto do la parola a Luciano per l'esposizione di questo punto, insomma, ecco. Grazie. Una domanda. Devi prenderti un microfono, Luciano. Una domanda tecnica, perché ho anche un file PDF, però non trovo il lettore. Ok, grazie. Perfetto. Resto in piedi, va bene così. Allora, questa sera portiamo, intanto saluto sindaco, assessori e consiglieri comunali, e grazie per aver accolto la proposta che potessi essere io a presentare questi due punti all'ordine del giorno in qualità di Presidente dell'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane. Per noi è anche un'occasione di confrontarci col Consiglio Comunale per ricevere osservazioni, indicazioni al di là della rappresentanza che il Comune di Vidor, come tutti i 12 comuni appartenenti all'Unione Montana delle Prealpi, hanno in Consiglio dell'Unione Montana con 3 rappresentanti dell'intero Consiglio Comunale, quindi maggioranza e minoranza. Portiamo questa sera due proposte di deliberazione che in realtà sono collegate tra loro. La prima, se siete d'accordo, io le espongo entrambe e poi lascerò a voi la votazione anche separata, intanto faccio un'unica esposizione, se anche il segretario è d'accordo. Sì. Quindi il primo punto riguarda la convenzione tra il Comune di Vidor e l'Unione Montana, una convenzione che era già stata sottoscritta nel 2021. Ricordo che nel 2021 il Comune di Vidor, come peraltro il Comune di Valdobbiadene, sono rientrati nell'Unione Montana delle Prealpi, e proprio il primo atto fatto in Unione e nei consigli comunali era quello dell'approvazione della Convenzione tra Comuni e Unione Montana per la delega di funzione fondamentale di protezione civile. I 12 comuni hanno tutti quanti delegato a suo tempo all'Unione Montana di svolgere appunto questa funzione fondamentale, e le unioni di comuni, le unioni montane anche, obbligatoriamente per poter
rimanere come unioni di comuni devono avere delegate almeno una funzione fondamentale dei comuni stessi. Ci sono varie funzioni, da polizia locale, protezione civile, anagrafe, stato civile. Ecco, a suo tempo i comuni hanno deciso di delegare la funzione di protezione civile. Allora era stata approvata nei consigli comunali e firmata una convenzione iniziale per delegare questa funzione che di fatto però era abbastanza generica, delegava la funzione senza entrare nel merito. Nel merito sì, ma senza, diciamo, avere quegli aggiornamenti normativi che nel frattempo si sono avuti con leggi nazionali e anche con DGR e leggi regionali. Ecco il motivo per il quale questa sera proponiamo l'approvazione dell'aggiornamento, la modifica di quella convenzione. Vi faccio vedere le modifiche tra la convenzione del 2021 e questa proposta di convenzione. Eccolo qua. Ed è riassunta nella slide, un attimo che... Eccolo qua. So se si vede, ecco, il confronto tra il 2021 e il 2025 sono la seconda e la terza colonna e la quarta spiega un po' di cosa si tratta. Allora, la prima modifica è formale ma anche sostanziale. La Convenzione del 2021 delegava all'Unione Montana della funzione di protezione civile senza scadenza. Per volontà della Regione è stato, tutte le funzioni che sono delegate ad unioni di comuni devono avere una scadenza, in questo caso, che devono avere una durata almeno di 5 anni e comunque una scadenza. È stato deciso di dare una scadenza di 6 anni, al 31/12/2031 a questa convenzione, motivo per il quale la Regione vuole che ci sia una scadenza è perché le funzioni associate che vengono attribuite appunto alle unioni di comuni sottendono anche a dei contributi regionali, dei trasferimenti, sia parte investimenti che parte ordinaria, parte di gestione, quindi spesa corrente, per cui per una stabilità e una trasparenza nei confronti della Regione, diciamo, si vuole che abbiano una scadenza. Chiaro che poi vengono prorogate o rinnovate queste convenzioni, ma quindi la scadenza è proprio una richiesta da parte della Regione per non avere convenzioni a tempo indeterminato, perché nel momento in cui un domani si dovessero modificare le deleghe o toglierle e darne altre, diventerebbe più difficile se non avessi una scadenza temporale. Poi è stato specificato meglio qual è l'oggetto della delega, e quindi prima era genericamente protezione civile, adesso ci si rifà anche alle definizioni ultime date della funzione, che quindi si chiama gestione associata della funzione di pianificazione di protezione civile e coordinamento a primi soccorsi. Non è cosa da poco, perché qua si specifica in poche righe cos'è la delega di funzione data, e poi quando spiegherò il piano intercomunale protezione civile, che è l'altro punto in approvazione, si capirà bene che il sistema di protezione civile intercomunale, quindi tra tutti i 12 comuni, come peraltro anche il sistema di protezione civile comunale, ha un'attività in tempo di pace, in tempo ordinario, di pianificazione, quindi sviluppare i piani, aggiornare i piani comunali, e poi ha un'attività in tempo di emergenza, il COC comunale, e poi vedremo il COI, Centro Operativo Intercomunale. Quindi è una funzione proprio non solo di emergenza, quindi coordinamento e primi soccorsi, ma anche di pianificazione, anche in tempo di pace. Quindi dal 1° gennaio del prossimo anno, quando chiuderemo questa fase di approvazioni, ci sarà anche un lavoro continuo da parte dei tecnici dell'Unione Montana, coordinato con i tecnici dei vari comuni, per aggiornare il piano intercomunale e poi allinearlo ai piani comunali. Altro aggiornamento che è inserito in questa convenzione è il fatto che adesso sia un obbligo di legge regionale, tutti i piani, sicuramente anche il vostro comunale, ma quindi anche il piano intercomunale,
non è più sufficiente che sia in forma cartacea, ma deve essere anche in formato digitale caricato sul GIS. Questo per far sì che tutti gli operatori di protezione civile, locali, comunali o regionali del COR o nazionali, possano in caso di necessità avere un supporto digitale uguale per tutti, e questo è un aggiornamento che è già stato fatto nel piano intercomunale. Poi altri aggiornamenti sono più di forma, per esempio in questa convenzione rispetto alla precedente convenzione è stato aggiunto un articolo 4 bis che va a definire la cosiddetta conferenza dei sindaci, che prima non era prevista, fa parte della strutturazione del piano di protezione civile intercomunale, che poi vi farò vedere. Il ruolo della conferenza dei sindaci sono i 12 sindaci dei 12 comuni. Mi fermo un secondo. Il sindaco di ciascun comune rimane per legge, e questo nessuno può togliere, rimane autorità locale di pubblica sicurezza e sanità e di protezione civile. Avere un piano sovracomunale, un'organizzazione sovracomunale non toglie la responsabilità e la delega e la funzione che ha il sindaco come autorità locale, quindi perché possa funzionare a livello sovracomunale c'è una conferenza di sindaci, l'insieme dei vari sindaci, ciascuno responsabile per il proprio comune. Il presidente dell'Unione Montana coordina i sindaci, ma di fatto non può sostituire il sindaco nel singolo comune. Un'altra specificazione che c'è qui, quelli che vi stavo dicendo adesso sono tutti i dettagli inseriti nella convenzione proprio perché richiama il piano per come è stato strutturato. Nel 2021 non c'era e quindi non si poteva individuare l'altra figura importante, che è il responsabile intercomunale di protezione civile. Ogni comune ha il responsabile comunale di protezione civile, normalmente un tecnico del comune. Serve anche, per l'organizzazione che ci siamo dati, anche un responsabile intercomunale, un responsabile che in tempo di pace coordina la sua attività, diciamo, è lavorare all'interno dell'Unione Montana per aggiornare il piano e poi lavorare in maniera coordinata con i tecnici dei vari comuni in tempo di pace, ma è responsabile intercomunale di protezione civile in tempo di emergenza. È colui che affianca nel piano di crisi, nell'ufficio di crisi, no, che si costituisce quando c'è l'emergenza, è quella funzione tecnica che opera, e vedremo poi come. Di fatto, ve lo anticipo, opera coordinando le associazioni di volontariato di protezione civile che ci sono già nei comuni. Non voglio anticipare il prossimo punto, ma di fatto il piano è stato molto semplificato rispetto alle idee di partenza del 2021, riducendo le funzioni da attivare in maniera intercomunale. Di fatto le funzioni di volontariato, F4, la funzione F5, che sono mezzi e attrezzature utilizzate dai volontari, e poi c'è la funzione F15 che è amministrativa, quella per la parte amministrativa che appunto è data al responsabile. Quindi c'è questa figura importante che è il responsabile intercomunale di protezione civile, che è già stato nominato perché la Regione vuole che quando viene portato in approvazione il piano nei singoli comuni ci siano già, non dico tutte le figure, ma il responsabile sì, perché voi dovete sapere questa sera chi sarà questa persona che è stata già diciamo, designata in maniera collegiale, diciamo, dalla conferenza dei sindaci, perché è la conferenza dei sindaci che suggerisce, diciamo, al presidente dell'Unione Montana. Il presidente dà la delega con decreto a questo tecnico. Vi anticipo già il nome. È Omar Grando, che è un ingegnere dell'85, un tecnico del comune di Vittorio Veneto, che già ha un rapporto di collaborazione con l'Unione Montana proprio per le parti tecniche, e quindi lui è stato
designato responsabile intercomunale di protezione civile. La scelta, avevamo più candidature, e questo bene, perché vuol dire che i comuni comunque hanno risposto, i tecnici, diciamo, dei comuni hanno risposto riconoscendo l'importanza della cosa. La sua scelta, al di là del curriculum, perché era ovviamente il curriculum adeguato come anche gli altri, ma diciamo che il fatto che lavori in Comune Vittorio Veneto, abiti lì vicino, insomma la vicinanza a quello che è poi la sede del COI, la sede del COC di Vidor è il municipio di Vidor, la sede del COI è la sede dell'Unione Montana, per cui sapete bene cosa significa avere la vicinanza in caso di emergenza. Quindi Omar Grando è responsabile. Poi vabbè, gli altri punti si è specificato ancora meglio che l'Unione Montana, avendo questa delega, ha proprio anche la funzione di pianificazione assieme ai comuni degli aggiornamenti dei piani di protezione civile. Ricordo che i piani di protezione civile comunali devono essere valutati almeno ogni 6 mesi e comunque aggiornati ogni 2 anni. Questo vale anche per il piano intercomunale, quindi ci sarà comunque un'attività di lavoro in tempo di pace che continuerà nei prossimi mesi e anni tra l'Unione Montana e i comuni stessi. E vabbè, poi ecco, questi sono gli aspetti salienti della convenzione che viene aggiornata, proposta questa sera in Consiglio Comunale in approvazione. Se siete d'accordo vi vado avanti con il piano, che è l'altro punto che l'altra proposta di approvazione. Ecco qua, in rosso è contornato il perimetro dell'Unione Montana, quindi va da Valdobbiadene, Vidor, poi Miane, Follina, Cisone di Valmarino, Tarzo, Revine Lago, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, e Cordignano e Cappella Maggiore. Non è la completa vecchia comunità montana, perché a suo tempo aveva anche il comune di Segusino, il comune di Refrontolo, Pieve Soligo, Fare Soligo, e comunque siamo questi comuni. Ho fatto questa specificazione già da subito perché vedremo poi alla fine questo perimetro qui, compresi anche i comuni di Segusino, Refrontolo, Pieve Soligo e Fare di Soligo, quindi il perimetro della vecchia comunità montana, è stato individuato dalla Regione nel piano di riordino territoriale e soprattutto che vedete è del 2024, approvato nel 2024 con DGR, ma soprattutto nel piano nell'individuazione, nella delibera del giugno 2025, con la quale la Regione, DGR, con la quale la Regione ha individuato i cosiddetti ambiti territoriali e organizzativi omogenei di protezione civile. Cosa sono questi ambiti? Per il nostro territorio ha individuato la vecchia composizione della comunità montana, quindi i nostri comuni più i comuni appunto che dicevo Segusino, Fare Soligo, Pieve Soligo, Refrontolo. Cosa significa questa DGR regionale? Significa che, e deriva da una legge regionale, nazionale, progressivamente, è del giugno 2025, quindi probabilmente siamo i primi a muoverci, non per vantarsi, ma per dire che sono tutte cose che si stanno valutando in questi mesi assieme anche agli uffici regionali. Nel tempo ci sarà, proprio per volontà di legge nazionale, un superamento di quella che è l'organizzazione sovracomunale di protezione civile per individuare gli ambiti omogenei come questi che sono stati individuati. Oggi, a livello regionale e nazionale, l'organizzazione di protezione civile si basa sull'organizzazione locale comunale, quindi il piano comunale e il COC, centro operativo comunale in caso di emergenza. Un livello superiore è il COM, centro operativo misto, che per noi, per Vidor, ha sede a Pederobba. In caso di emergenza sovracomunale, coordinati dalla prefettura, in comune a Pederobba c'è una sede nella quale
le squadre, le colonne mobili sovracomunali arrivano per dare supporto nel momento in cui il COC comunale non riesca da solo a gestire l'emergenza, quindi c'è il COM e poi c'è il COR a livello regionale e poi c'è il sistema di protezione civile nazionale. Ora, questa rimane ancora ovviamente questa gradazione, ma progressivamente nel tempo sopra i COC ci saranno i COI, quindi non più, chissà fra quanti anni, ma non più i COM, ma i COI, quindi i centri operativi intercomunali, che saranno composti dall'unione degli stessi comuni che hanno il COC. Questo dovrebbe un po' alla volta rendere più efficace l'attività sovracomunale, perché i COI e i piani intercomunali servono proprio per avere la pianificazione, ma poi fare tutte le esercitazioni, le prove pratiche con i volontari sovracomunali, proprio per renderli proprio efficaci. Devo dire che il nostro territorio è fortunato perché le associazioni di volontariato e protezione civile già operano in maniera sovracomunale, sia perché sono di fatto o alpini di protezione civile, quindi abbiamo 2 associazioni, ANA Vittorio Veneto e ANA Valdobbiadene, che coprono già tutti i comuni e quindi già operano in maniera sovracomunale, ma anche gli AVAB, antincendi boschivi, abbiamo AVAB Valdobbiadene, AVAB Vittorio Veneto, AVAB Revine Lago Tarzo e AVAB Valsana, quindi già operano in maniera sovracomunale. A questi aggiungiamo altre associazioni che forse per noi sono meno conosciute, sono più conosciute dalla parte del vittoriese, con le quali l'Unione Montana ha già delle convenzioni, e sono i radioamatori italiani di Vittorio Veneto, che hanno una funzione importante perché seguono diciamo, assieme all'Unione Montana in convenzione tengono aggiornato e efficiente il sistema di ponte radio che copre tutto il territorio nostro, e quindi è già messo in condivisione, ma insomma sarà un importante lavoro anche sulle comunicazioni sovracomunali. Poi abbiamo Prealpi Soccorso, che è più intervento medico-sanitario e potrà operare anche qui in caso di necessità, a sede a Vittorio Veneto. Poi abbiamo la Pedemontana Est, che è un'altra associazione di protezione civile che ha sede a Cappella Maggiore, e basta, sono 9, mi pare di averle dette tutte, sì. Quindi in questo territorio, adesso non scorro tutte le slide, ma come sarà strutturato, come è strutturato nel piano di protezione civile intercomunale appunto il sistema di protezione civile in tempo di pace e in tempo di emergenza, su tutto l'ambito, quindi quello contornato in rosso, perché ovviamente non possiamo agire oggi a Segusino, fare Soligo, Pieve Soligo e Refrontolo, salvo che questi comuni, ancorché non facenti parte dell'Unione Montana, potranno chiedere di avere la copertura del sistema di protezione civile, ma intanto operiamo tra di noi 12. In questo territorio, come è organizzato quindi la protezione civile? Ci sarà, al di là di alcune figure che poi vi faccio vedere, ma in caso di emergenza, faccio l'esempio, speriamo che non succeda, ma prima o poi può succedere. In comune di Vidor c'è un'emergenza di protezione civile di qualsiasi genere. Scusate, il piano poi ha tutte le schede tecniche e tutte le procedure e le valutazioni dei rischi uguali a quelli dei comuni, quindi lo scenario di alluvione, esondazione, il rischio sismico, il rischio chimico, insomma è lo stesso, proprio per essere allineati, e comunque si rifanno agli obblighi nazionali di elaborazione di piani di protezione civile. Quindi a Vidor succede un evento emergenziale, Vidor attiva, il sindaco e il responsabile di protezione civile attivano il COC, aprono il COC e attivano le funzioni che interessa in quel momento, che può essere la funzione di polizia locale, mezzi e attrezzature con gli operai, insomma. Caso normale, insomma, l'emergenza rientra, si riesce a gestirla con le proprie forze, quindi rimane così, si chiude il COC e l'emergenza è superata. Seconda ipotesi, sempre evento che riguarda solo Vidor, diciamo che Vidor non è, con le proprie forze, con i propri volontari, non è in grado di gestire
coprire l'emergenza, perché magari riguarda più punti e c'è bisogno di supporto. E il comune di Vidor, il COC di Vidor, chiede l'attivazione del COI, che ha la reperibilità H24, e quindi la reperibilità H24, scusate, garantita dal presidente dell'Unione Montana, da me, per la parte, diciamo, politica e i rapporti con i sindaci, le autorità locali di protezione civile, e la reperibilità H24 garantita dal responsabile intercomunale, Omar Grando, nei rapporti con i tecnici dei comuni e poi con chi attiverà. Quindi cosa fa? Cioè, una volta che il COC di Vidor chiede l'attivazione del COI intercomunale, viene attivato da me e dal responsabile Omar Grando. Omar Grando, chi attiva, può attivare solo i volontari, la funzione F4 di volontariato e l'associata funzione F5 mezzi e attrezzature. Quindi le 9 associazioni che vi ho detto prima, non tutte 9, ma diciamo ci sarà una individuazione di 1 o 2 referenti, perché è opportuno che loro si coordinino tra di loro, ma diciamo il responsabile attiverà questi referenti e a seconda di dov'è la calamità e se ci sono altre calamità, ovviamente dove le associazioni sono già impegnate, si sceglierà tra i 12 comuni, tra le 9 associazioni, quelle che sono più vicine, come normalmente si fa in caso di emergenza, e poi se non bastano ci si allarga. Quindi il responsabile, Omar Grando, che ha anche la funzione di coordinamento e pianificazione e anche la funzione F4, F5, F15, quindi attiverà i volontari. I volontari, proprio in virtù di questo piano, i volontari di Vittorio Veneto potranno intervenire a Vidor con i propri mezzi o con anche i mezzi di altre associazioni. Cioè l'aver messo la funzione F5 mezzi e attrezzature permette a tutti i volontari di poter usare tutti i mezzi a disposizione e anche le sedi. Chiaro, stiamo facendo la copertura assicurativa unica a tutti, insomma, bisogna strutturarlo ulteriormente, però il fatto che non abbiamo più solo magari una associazione di volontari, ma 9 di tutto il territorio e anche specializzate, perché adesso sì, iniziamo a avere anche associazioni che hanno magari il gruppo elettrogeno da 100 kW, l'emapotopompa da 500 litri ora, adesso ho un elenco ma non ricordo, o più fari, colonna faro o l'autobotte. Quindi già la condivisione è il primo obiettivo, insomma, importante, di condividere e impegnarsi partecipando anche come Unione di Montana ai bandi nazionali e regionali per dotare non ogni singola associazione di tutto quanto, ma di suddividere attrezzature e mezzi particolari tra le varie associazioni. Quindi nella sostanza questo significa il piano intercomunale, e si è limitato a coordinare, a formare, a aggiornare le associazioni di volontariato di protezione civile, dare copertura assicurativa, e non per ora inserire altre funzioni che il metodo Augustus, diciamo, nazionale, che è anche indicato nei COC, prevedono 15 funzioni attivabili nel comune. Dicevo prima, c'è la funzione anche polizia locale, la funzione comunicazioni, ma in realtà, per non mettere troppa carne al fuoco, per non fare un piano e un'organizzazione troppo complessa che in caso di emergenza diventerebbe difficile, partiamo solo con la funzione F4 F5 e poi vabbè F1 F15, perché è sicuramente quella che è già ben preparata, perché i volontari già operano in maniera coordinata. Aggiungo in maniera veloce, perché la sostanza importante è quella che vi ho già detto, ma al di là qua nella presentazione abbiamo anche tutti i riferimenti normativi regionali e nazionali, ma ovviamente tutto l'elenco elaborati. Il piano è complesso, ha tanti, come un piano comunale, ha molte articolazioni, ma insomma non mi soffermo. Ma ecco, la struttura di protezione civile dell'Unione Montana.
sono queste 5, qua ne manca una, 5 figure, 5 strutturazioni. Allora, come piano intercomunale. La prima è la cosiddetta unità di crisi intercomunale. È uguale, simile a quella comunale. Cos'è l'unità di crisi? È chi è che si attiva in caso di calamità, il sindaco come autorità locale di protezione civile e il responsabile comunale di protezione civile, che normalmente è anche il tecnico che ha la funzione di pianificazione e coordinamento. Normalmente da lì parte tutto e poi si attiva il COC, si convocano le funzioni, ma insomma l'unità di crisi sovracomunale da chi è composta? Dal presidente dell'Unione Montana, ma in realtà anche dalla conferenza di sindaci, cioè dai 12 sindaci, perché tornavo, come dicevo, io non posso, come Presidente dell'Unione Montana, non sono autorità a Vidor di protezione civile, quindi comunque l'unità di crisi deve avere dentro i sindaci. Chiaro, i sindaci coinvolti dall'evento, non ogni volta per forza tutti i sindaci, ma i sindaci coinvolti dall'evento. Quindi l'unità di crisi avrà il Presidente, la conferenza dei sindaci e il responsabile intercomunale di protezione civile. Questa è l'unità di crisi che è parallela, proprio molto simile all'unità di crisi comunale del COC. Poi abbiamo la seconda che non è indicata qua, ma è il Presidente dell'Unione Montana, che è l'altra figura. Poi abbiamo la conferenza di sindaci e il Consiglio dell'Unione Montana. La conferenza dei sindaci, come dicevo prima, sono i 12 sindaci che in caso di emergenza sono autorità locali nel proprio comune. In tempi di pace la conferenza dei sindaci ha comunque un ruolo di indirizzo sulla pianificazione, sull'aggiornamento e pianificazione, cioè saranno i sindaci a dire ma proponiamo di potenziare il sistema di ponte radio. Chiaro che ha una funzione di indirizzo, perché? Perché poi la funzione decisoria è comunque del Consiglio dell'Unione Montana, cioè tutto quello che comporta una spesa, un investimento o un'attività da parte dell'Unione Montana è sempre come il Consiglio comunale. Ecco. Ci possono essere delle volontà di potenziare delle attività o delle strumentazioni nel comune di Vidor, ma poi è il Consiglio comunale che con l'approvazione del bilancio insomma, dà le risorse. Ecco, è analogo anche in questo per l'Unione Montana. Poi abbiamo appunto l'altra figura molto importante che è il responsabile intercomunale protezione civile Omar Grando, la sua funzione l'ho già spiegata prima, e poi abbiamo il comitato tecnico intercomunale protezione civile. Questo è altrettanto importante e opera solo in tempo di pace. L'unità di crisi in tempo di emergenza, in tempo di pace il comitato tecnico intercomunale. Da chi è composto? Da il responsabile protezione civile intercomunale Omar Grando come tecnico e dai immagino i funzionari tecnici dei 12 comuni. Sarà poi ogni comune a indicare un nominativo. Che compiti ha il comitato tecnico? Chiaro che in tempo di pace, quando si parla di pianificazione, di attività di formazione, di informazione alla cittadinanza, non è corretto e non è stato voluto che sia solo Omar Grando a decidere e a fare, ma si confronterà con ogni comune, col tecnico del comune che normalmente segue il piano di protezione civile. Ecco, è importante anche questa figura perché quando parliamo di protezione civile, sì, tutti pensiamo all'emergenza e dico che siamo molto bravi sul nostro territorio pedemontano e credo in tutto il Veneto nell'intervenire in caso di emergenza, ma è molto importante lavorare anche in tempo di pace con la formazione, informazione, la pianificazione, decidere come potenziare, come migliorare il sistema proprio per essere pronti in caso di calamità. Qua nelle successive slide che poi vi abbiamo già trasmesso c'è il dettaglio di tutto quanto, io non entrerei nello specifico, ma l'ho già detto in maniera discorsiva prima. Ecco qua, questa magari è importante, che riassume molto di quello che è stato detto. La struttura del coordinamento protezione civile, in rosso a sinistra è l'emergenza, in destra, in verde, il tempo di pace. Quindi in emergenza c'è l'attivazione del COI e le 4 funzioni che vi ho detto prima, F1, F4, F5, F15. In tempo di pace
c'è tutta l'attività, sempre con le stesse funzioni F1, F4, F5, F15, ma però col coordinamento dei tecnici comunali, tutta la parte di pianificazione e miglioramento organizzativo e informativo della protezione civile sovracomunale. Ecco, vabbè, qua come si attiva, vi ho detto prima, il COI non si autoattiva, si attiva solo se un comune chiede l'aiuto sovracomunale. Non sarà mai possibile che io chiami un sindaco dicendo guarda, bisogna intervenire. È sempre il sindaco, autorità locale, che chiede l'attivazione a me e al responsabile intercomunale. Vabbè, poi la tipologia di eventi A, B e C, insomma, è come quella dei comuni, insomma, non mi soffermo. Vabbè, vado solo all'ultima fase. Ecco, questa diapositiva qui la trovate nella DGR 659, quella di giugno 2025, quindi vedete è proprio recente. È uno dei tanti allegati della delibera regionale con la quale è stato adottata la definizione di quelli che vengono appunto detti ambiti territoriali e organizzativi omogenei di protezione civile. In viola, questa è la provincia di Treviso, in viola, vedete, sono proprio i confini della vecchia comunità montana, i 16, insomma all'interno del quale abbiamo i 12 comuni di Unione Montana. Quindi la Regione ha già recepito il fatto che nel tempo l'organizzazione sovracomunale di protezione civile avrà nell'ambito del Grappa un certo perimetro, nell'ambito trevigiano un altro, nell'ambito pedemontano e quello. Quindi siamo assolutamente allineati con gli indirizzi della Regione. Io non ho altro da aggiungere e resto appunto a disposizione per richiesti chiarimenti sia sulla convenzione, il primo punto, sia sul piano intercomunale di protezione civile, il secondo punto. Bene, intanto grazie. Poi se ci sono delle domande o degli interventi da fare, prego. Ho visto la sede del COM, no? Che la vedo molto decentrata rispetto ai 12 comuni, anzi è fuori dai 12 comuni. Non è un po' un disagio visto che si trova proprio all'estremo del nostro territorio? Sarebbe importante magari centralizzarla un attimo, perché mi ricordo che è sempre stata quella sede del COM a Pederoba, però non mi sembra che una volta Pederoba faceva parte di un'altra comunità montana, quindi sì. Sì. Okay. Sì. Grazie della domanda, perché prima sono andato troppo veloce. Allora, Pederoba è sede del COM, quindi Centro Operativo Misto, che di fatto è diciamo sovracomunale, ma è attivato dalla prefettura e poi con la provincia, con i mezzi della provincia, ed è da non so da quanti anni, ma ho sempre visto là a Pederoba. Mentre per il COI, quindi nell'ambito nostro, la sede è Vittorio Veneto, e una delle cose che dovremo fare nei prossimi anni è decidere se individuare anche delle sedi locali più vicine. Era uno dei ragionamenti fatti proprio per essere più vicini e io credo che sarà fatto, diciamo, non è stato fatto subito perché le sedi hanno bisogno di certe caratteristiche, però si può anche decidere di fare anche degli investimenti, individuare delle sedi più vicine. Quindi il COM ha sede a Pederoba, il COI a Vittorio Veneto. Per ora, finché non ci sarà una piena attuazione di questi ambiti intercomunali, perché siamo i primi a muoverci, so che anche il Grappa si sta muovendo con il proprio piano di protezione civile, individuando probabilmente sì, una sede dei COI, ma non credo che abbiano già approvato il piano. Comunque ci saranno mesi e forse qualche anno finché tutti gli ambiti non saranno costituiti, il COM rimarrà, perché altrimenti per noi che abbiamo il COI a Vittorio Veneto siamo coperti, ma per chi Segusino, che oggi è ancora con l'Unione Montana Feltrina, e altri comuni insomma, che non hanno ancora una sede,
non possono essere senza COM, quindi sarà ancora il COM, ma ci sarà per noi anche il COI. Stiamo appunto avendo dei confronti per capire come intervenire, ma di fatto credo che sarà molto probabile per noi che in caso di necessità sarà il COI ad intervenire da Vittorio Veneto con i volontari, perché il COM probabilmente sarà, cioè io in questi 11 anni di amministrazione il COM l'ho solo visto in 2 o 3 esercitazioni, però in caso di emergenza non l'ho mai visto operare per fortuna sul nostro territorio, ma diciamo che più vicino, avendo proprio i volontari di protezione civile, sarà molto più probabile attivare il COI e basta. Lo scenario che immagino è: il comune è in difficoltà, non ce la fa attraverso il proprio COC, chiede l'attivazione del COI. E bon, dovesse essere che il COI non riesce, solo con le forze del COI, allora sarà il COI diciamo, presidente e responsabile intercomunale di protezione civile, confrontandosi col comune, dirà al comune: chiedi l'attivazione del COM, perché è sempre il comune che può attivare il COM. Potrebbe verificarsi questo scenario di un'emergenza tale, magari più che di intensità, di durata probabilmente, perché è chiaro che se l'emergenza dura, come siamo normalmente abituati, un giorno, 2 giorni, magari una settimana, allora ce la si fa con le proprie forze. Dovesse durare di più, allora l'attivazione del COM significa che ci sono colonne mobili che arrivano da tutta la provincia, cioè, se dovesse essere da tutta la provincia. Chiaro che noi come COI non siamo pronti ad avere la funzione del COM. Come COI attiviamo i volontari, ecco. Dovesse esserci necessità di attivare volontari, scusate, delle 9 associazioni, dovesse essere necessario attivare colonne mobili regionali, cioè, è sempre il COM che... Quindi per ora è così, ma quella volta che si è ragionato ancora anni fa sul COM, so che c'erano tante perplessità sul fatto che, essendo in destra Piave rispetto a sinistra Piave, normalmente in caso di calamità i ponti sono a rischio. Ecco il motivo per il quale si è scelto di avere un COI di qua, del Piave. Comunque per alcuni anni ci sarà sia il COI che il COM, ma non c'è interferenza, perché è chiara la differenza di livelli tra i due, no? Grazie della domanda. Anch'io vorrei chiederti una cosa, diciamo, sarà anche una osservazione che presenteremo quando ci sarà l'assemblea in Unione Montana. Sì. Il discorso di potenziare le frequenze da radio attuali, perché come sappiamo già sono state riviste, però ancora presentano qualche criticità. Sì. Quindi è una delle cose più importanti, appunto, per avere anche questi collegamenti così, sarà il caso comunque di rivedere un po' queste apparecchiature radio che... Sì. Sì, grazie, anche perché sarà messo a verbale questo intervento qui, e se poi verrà fatto anche in Consiglio di Unione, quando finita l'approvazione nei 12 comuni, voi siete il primo comune, e l'ultimo comune sarà sabato, 29, quindi in una settimana terminiamo. Quindi è prevista, ancora la data non c'è, ma a dicembre un Consiglio dell'Unione Montana che prende atto di tutte le approvazioni e poi trasmetterà alla Regione e a Provincia il piano per l'approvazione e la validazione. No, dicevo, ecco, bene che poi si faccia anche in Consiglio di Unione questa osservazione, perché allora, l'impegno che è stato preso già dal 2021 nel delegare le funzioni di protezione civile è un impegno molto importante, che richiede anche investimenti che vanno tutti in sicurezza. Credo che tutto quello che può essere proposto sia ben accolto. Negli anni, devo riconoscere il merito all'Unione Montana delle Prealpi, che negli anni ha mantenuto un sistema di ponte radio e lo ha anche efficientato, e ha permesso che oggi possiamo ragionare di un sistema sovracomunale e
non conosco perché non ho informazioni, però non credo che siano tanti i territori che abbiano un sistema così ben coperto. È chiaro che gli investimenti che negli anni sono stati fatti avevano un limite, cioè bisogna fare altri investimenti, ed è anche chiaro che una volta che viene approvato il piano e viene data solidità alla funzione, è più facile anche avere peso nella richiesta di contributi. E uno degli elementi importanti è sicuramente il ponte radio, perché sappiamo che ci sono delle zone non coperte, o meglio, ogni comune ha brevemente, il sistema ponte radio è molto articolato e ci sono diversi canali che permettono la copertura del singolo comune, oppure di area est, centro e ovest, oppure di tutto il territorio. A seconda di quella che sarà la necessità si potranno usare i canali locali o d'area o di tutto il territorio. I canali locali funzionano, i canali d'area abbastanza, i canali di tutto il territorio no, perché chiaramente ci sono delle coperture, insomma il nostro territorio è bellissimo, ma quindi nella zona di Miane Combay serve un rilancio per la zona di Follina e anche nella zona più, diciamo, bassa verso il Piave servono dei rilanci. Chiaro, stiamo parlando di piccole antenne, non servono grossi investimenti, però serve una chiarezza, cioè tutto quello che va fatto secondo me sì, su indicazione delle amministrazioni, però abbiamo la fortuna di avere l'Associazione Radio Amatori Italiani, che proprio sono molto esperti, e poi tutti i volontari che le usano moltissimo le radio, e i comuni un po' meno, nel senso che ogni comune era abituato ad avere un rapporto con la propria associazione, ma nel cercare di mettere in comunicazione un comune di Vidor col comune di Vittorio Veneto è emersa questa criticità. Credo che sia importante assolutamente fare investimenti. Ho un preventivo di un primo intervento, giusto per l'amore di grandezza, che i radioamatori ci avevano fatto di 6.700 euro, non per tutto, ma per migliorare. Credo che siamo questi ordini di grandezza per interventi, non 100.000 euro, ma probabilmente con 15-20.000 euro si riesce, chiederemo insomma alle associazioni una valutazione puntuale della copertura del sistema Ponte Radio. Grazie per l'osservazione. Altre richieste, altre domande? Diciamo che è stato molto chiaro. Volevo ringraziarti intanto della spiegazione, molto chiaro. Diciamo che comunque un piano sovracomunale ci dà due vantaggi, sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Come in tempo di pace, perché comunque c'è un coordinamento e anche uno scambio di conoscenze e di un'omogeneità dei piani territoriali, e in tempo di guerra perché comunque l'acquisto, la manutenzione e la gestione dei mezzi è comunque, per un paese piccolo, per un comune piccolo come Vidore, risulterebbe, diciamo, quasi impossibile avere i mezzi a disposizione, mentre se riusciamo e soprattutto ha dei costi molto elevati, se riusciamo invece a gestirli in modo assieme con altri comuni, ben venga. Quindi grazie alle varie associazioni riusciamo sicuramente a avere dei mezzi più efficienti e sicuramente più mezzi e gente disponibile. Sì, grazie. Ok, allora direi passiamo alla votazione riguardo questo punto, facciamo tutti e due assieme. Quindi passiamo all'approvazione dell'esame ed approvazione della Convenzione per l'esercizio della funzione fondamentale, attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi tra i comuni di Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Fregona, Follina, Miane, Revine Lago, Tarso, Sarmede, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto e l'Unione Montana. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Nessuno. Siamo immediata eseguibilità. Chi è a favore? Astenuti?
Contrari? Nessuno. Quindi l'altro punto, approvazione del piano di protezione civile intercomunale dell'Unione Montana Prealpi Trevigiane. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Nessuno. Immediata esecutività. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Nessuno. Bene, grazie Luciano. Grazie. Grazie mille. Buona serata anche a te. Quindi torniamo ai nostri punti, quindi lettura e approvazione verbali seduta del 27 ottobre 2025. Ci sono interventi a riguardo? Borse di studio. Le borse di studio sono state fatte prima del Consiglio Comunale. 7:30. Dove è scritto? Sotto l'ordine del giorno? No, prima della trattazione. Il Consiglio è convocato alle 8. Prima della trattazione, noi siamo venuti qui per la consegna delle borse di studio. Anche. Prima della trattazione, prima del Consiglio Comunale. È sempre stato fatto quando, a inizio del Consiglio Comunale, trattazione della consegna delle borse di studio. Ma non è all'ordine del giorno sul Consiglio Comunale. Ok, ma almeno saperlo, avere la comunicazione. Era scritto sopra. Non c'è scritto. Si chiarisce le cose, si mette un orario che sia preciso, così non ci avete impedito di poter festeggiare con i ragazzi la consegna delle borse di studio. Sì, mi sembra veramente una cosa scorretta. Sì. Cioè, non è una cosa privata, è all'ordine, sì, è sotto, è messo prima, io alle 7 meno un quarto, alle 8 ero qui, se è prima non vuol dire alle 7:30, se mi avvisavate eravamo qui alle 7:30. Ovviamente sì, non è stato messo l'orario e questo non ho condizione perché non sia stato messo l'orario, però è scritto e prima del Consiglio Comunale verranno consegnate le borse di studio. Ok, ci sta, ok, questa qua non è una giustificazione, c'è stato un fraintendimento, posso capirlo. Sì, tentare di arrampicarsi sugli specchi così, dico anche no. Sinceramente non avevo neanche visto. Siamo venuti qua apposta. sì, è mancato l'orario. Anch'io non avevo messo per appunto per Sì, comunque non è stato fatto una volontariamente. prova. A me è arrivato, sì, l'ho letto sul gruppo. Noi l'abbiamo letto sul gruppo e non sul documento. Sì, noi non sapevamo nulla. Una volta si faceva durante il Consiglio Comunale. Sempre fatto durante il Ad inizio. Sempre. C'è stato un errore, ci scusiamo e non è stato volontario comunque perché sì. Sì, appunto. Non è mai stato messo l'orario, questo qua è fatto. Quel giorno che mi devo venire, non controllavo questo. Vabbè, appunto ci scusiamo perché appunto adesso mi rendo conto che non è stato fatto un avviso corretto, insomma, ecco questo qua purtroppo lo vedo adesso anch'io. Va bene, quindi è stato fatto alle 19:30. Posso solo un'osservazione, cioè capisco la buona fede, però quando avete visto che all'orario non sono presente, potevate... No, ma i ragazzi erano tutti presenti. Ragazzi, Forse c'è stato un passaggio sbagliato di no, comunicazioni. io credo nella vostra buona fede, non metto in dubbio, però insomma è un momento, come giustamente dice Nicola, che era bello condividere tutti, quindi comunque va bene, accettiamo le vostre scuse, è capitato e va bene.
Va bene, allora passiamo appunto alla lettura e approvazione dei verbali seduta del 27 ottobre 2025. Se ci sono interventi a riguardo, quindi passiamo all'approvazione. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Nessuno. L'altro punto, variazione numero 8 di competenza e cassa al bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025. Do la parola all'assessore Camilli per la relazione. Buonasera a tutti. Come nel precedente Consiglio Comunale, la variazione di competenze e di cassa va ad utilizzare, ad impegnare principalmente dei fondi che il Comune ha ricevuto dalle funzioni superiori, quindi Regione e Stato, e ad applicare un piccolo avanzo del bilancio precedente per 4.900 euro. Allora, le maggiori entrate sono dovute ad una maggiore entrata dell'addizionale comunale IRPEF per 18.850 euro, per un contributo statale a copertura delle spese per affidamento dei minori per 9.483 euro, un contributo ministeriale a favore delle biblioteche per 12.286 euro ed è un contributo da parte dell'azienda ULS 2 Marca Trevigiana a supporto dell'assistenza domiciliare. Queste tre voci avranno poi la rispettiva contropartita in uscita, poiché sono partite puramente di giro. Ulteriori entrate sono stati gli affitti per fabbricati terreni per un totale di 3.247 euro e ci riferiamo all'incasso dell'affitto delle antenne telefoniche date in gestione alla Vodafone. 35.620 euro di maggiori dividendi ricevuti da Asco Holding, 16.095 euro derivanti da fondi incentivanti per il personale, fondi già accantonati nei capitoli di alcune opere pubbliche e qui girati su un capitolo tecnico per poi essere corrisposti, 6.733 euro per il fondo innovazione, è uno stanziamento in entrata con il contestuale stanziamento di spesa per la liquidazione di incentivi tecnici, di incentivi per le funzioni tecniche, e verranno impiegati per 26.095 euro destinati al Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, che è appunto un capitolo tecnico di giro per eseguire dei compensi relativi a opere pubbliche. 6.733 euro sono spese per l'acquisto di beni e tecnologie innovative, per la digitalizzazione e l'efficientamento informatico, e facciamo riferimento alla partita in entrata di prima. Abbiamo una maggiore uscita per 4.000 euro da destinare ad Abaco, in quanto una percentuale della riscossione dei canoni ex TOSAP, DPA, eccetera. 4.000 euro verranno utilizzati per la manutenzione del patrimonio disponibile, del patrimonio, scusatemi, e altri 3.000 euro per la gestione del patrimonio comunale. Altri 4.000 euro verranno destinati per il mantenimento e il funzionamento delle scuole primarie.
mentre 12.286 per l'acquisto di libri per la biblioteca, come abbiamo visto prima, derivanti da un'entrata ministeriale. 3.250 euro verranno utilizzati per un contributo all'associazione ODG, che è l'ex Fondazione Marca Trevigiana, per lo sviluppo e il coordinamento del settore turistico, struttura fortemente evoluta a livello regionale. Ulteriori 3.000 euro verranno destinati alla manutenzione ordinaria delle strade comunali e altri 3.000 euro per la gestione della segnaletica. Le ultime voci di spesa sono 8.000 euro destinati al fondo rinnovo contrattuale dei dipendenti comunali e un investimento di 15.000 euro in spesa capitale per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale e come ad esempio la sistemazione del polifunzionale o degli spogliatoi della palestra. Abbiamo sostituito dei pali di alcune staccionate e alcuni interventi di manutenzione sull'impianto di illuminazione. E appunto, come accennato in premessa, la quasi totalità degli investimenti è coperta da entrate extracomunali, diciamo, mentre viene applicato un avanzo di bilancio per soli 4.952 euro. Se avete domande sono a disposizione. Sì? 15.000 euro. Si può sapere, ripeti, ne avevo capito bene, sì. Sul polifunzionale sono state sistemate le tettoie in legno, alcune grondaie, è stata rifatta una parte dell'intonaco, dove poi è stato rifatto il dipinto del signor Davidor. Sono stati sistemati, è stata fatta della manutenzione sugli spogliatoi sia della palestra qui di Vidor sia del campo sportivo di Colbertaldo. Sono stati sostituiti dei pali in legno di alcune staccionate al Piave e sono stati fatti degli interventi di manutenzione sull'impianto di illuminazione pubblico e su alcune porzioni di strade. No, chiedo perché siccome anche nel precedente consiglio o l'uno degli ultimi c'erano altri 15.000 euro sempre spese, però non era stato specificato, perché vedo 15.000 euro ogni volta sono tanti, quindi vedo che lavori non ce ne sono tanti in giro, quindi volevo precisare meglio questa voce qua. Eventualmente per dei dettagli o per altre informazioni, più che volentieri. A me non è chiaro una cosa: solitamente viene prima fatta la variazione di bilancio e poi viene dato l'incarico, invece tu hai detto che hanno già fatto i lavori. Questa non è una variazione di giunta, è una variazione di bilancio a livello, cioè, da portato in consiglio, non è una variazione di giunta ratificata in consiglio. Quindi questi lavori qua non possono essere già stati fatti? No, è solo una variazione tecnica dei capitoli destinati in cui sono destinati i soldi. È un passaggio tecnico, mi spiegava la ragioneria, obbligatorio per legge per poi poter liquidare dei compensi e dei... Quindi vuol dire che è stata fatta l'attività senza avere i soldi nel capitolo di bilancio? No, all'interno... Sì, quello che mi hai appena descritto è questa. No, allora, sono state fatte delle opere, per esempio, faccio un esempio così a grandi linee, all'interno dei costi della nuova biblioteca, per esempio, sono ricompresi mi sfugge un attimo il nome, perdonami, dei fondi incentivanti al personale, comma 3, articolo 113 del decreto legislativo 50/2016.
questi fondi, per essere utilizzati, devono essere trasferiti in un capitolo tecnico per poi essere utilizzati. Quindi i fondi c'erano, erano stati accantonati fin dall'inizio, previsti dall'opera, ma bisogna fare questo passaggio tecnico per l'utilizzo. Quindi non c'è nulla di nuovo, nulla di fatto prima di alcuna decisione. Poi, per un chiarimento più preciso, ti chiedo Sì, di quell'esempio parlare che hai con fatto tu è un altro. Quando se invece stiamo parlando di attività, lavori assegnate a imprese e se io li assegno e non ho capienza sul capitolo, vuol dire che sto assegnando un lavoro senza disponibilità sul capitolo. E la disponibilità l'abbiamo adesso, perché stiamo facendo la variazione. Quindi una volta fatta la variazione abbiamo la disponibilità sul capitolo e possiamo assegnare il lavoro. Non si fa il lavoro prima di avere la disponibilità sul capitolo. È un fondo avanzato dall'opera che viene trasferito in un capitolo tecnico, quindi i soldi c'erano già all'interno del capitolo dell'opera. Viene solo cambiato il nome per poi poterli utilizzare. Allora non è un nuovo stanziamento. Perché qui parla allora, viene messo sulla scheda del PRG parte spesa in manutenzione straordinaria da avanzo. Sì, i soldi c'erano sull'avanzo, però non c'era disponibilità sul capitolo. Perché è un capitolo tecnico. Questo è quello che io ho compreso dalla spiegazione della ragioneria. Ok, mi informerò meglio con la ragioneria. Perché per ulteriori chiarimenti sono a disposizione. Quindi invece altre due domande che invece era più... Vorrei sentire anche a chi ha la delega ai lavori pubblici per questo cosa dice. Concordo su quello che ha appena relazionato l'assessore. Quindi sono spostamenti di importi su diversi capitoli. Quindi, per esempio, questi 15.000 euro sono manutenzioni agli edifici comunali. Dopo che i lavori non sono ancora stati pagati, ovviamente servivano questi rimpinguamenti a questi capitoli per poter in pratica liquidare i lavori fatti. Ecco, sostanzialmente è questo, non c'è dopo ovviamente non sono al corrente quali siano questi tipi di lavori, compresi sulle manutenzioni di edifici comunali. Ecco, può esserci anche altro, oltre che quello che è stato appena detto, però quindi questa è la funzione riguardo. Chiedo scusa. Tra l'altro ho frainteso io la domanda a questo punto, io stavo parlando dei 26.095, chiedo scusa, i 15.000 sì sono opere, appunto è un importo richiesto dall'ufficio tecnico con queste specifiche, poi non so dirvi se già fatti, se da fare, vi chiedo di parlare con il responsabile della funzione. Invece altre due domande erano relative a due contributi, uno quello per la biblioteca, spero che insomma, si parla, no, è solo una descrizione del capitolo, si parla di libri, ma spero che siano non solo anche altro, cioè, perché 5.000 euro solo di libri, No. 12.000 euro solo di libri è tanta roba, nel senso che magari Credo... anche altri servizi che possono essere sempre utilizzati biblioteca. dalla biblioteca per dare un servizio agli utenti. Sì, non so specificare, a me hanno sempre parlato di libri, quindi non so se sia specifico per l'acquisto di volumi o se possa essere dirottato anche in altri ambiti. Perché se no serve la biblioteca nuova, sennò, certo. per farli stare dentro. E l'altra cosa invece era il discorso del contributo all'ODG di 3.250 euro. Vedo già che, sì, come già anticipato, si riguarda stanziamenti degli anni precedenti, quindi l'importo è alto, ma perché stiamo pagando, diciamo, le rate o comunque i canoni degli anni precedenti. Quota pluriennale. Quello che volevo dire è che ben venga l'unione e lavorare a squadra e magari su alcune attività
condividerle centralmente con delle associazioni, diciamo, un po' più strutturate e carrozzate. Poi però devo dire anche, sono comunque 3.250 euro della comunità, diciamo che questa attività poi ci deve anche, diciamo, da un punto di vista del comune avere un ritorno, che può essere un ritorno di qualche tipo. Diciamo, volevo chiedere se c'è stato un ritorno negli ultimi 5 anni o se questa attività, cioè, cosa ci ha portato, insomma, e diciamo che questa cosa qui va comunque monitorata, diciamo, diamo un contributo, certo. Però bisogna vedere cosa possiamo portare a casa in termini buoni, nel senso che alla fine, cioè, può essere un servizio, può essere una condivisione, può essere un'attività promozionale, insomma, cioè, cosa ce ne viene a noi, insomma, come comune. Quindi, prima forse è stato un po' frainteso, il contributo OGD, ora l'OGD non esiste più, ma Guarda, io a chiedere come mai si ancora un contributo. No, il contributo OGD è stato messo OGD perché andiamo a pagare le quote dal 2020 al 2025, in cui avevamo dato l'adesione a questo ente, però non era mai stato pagata la quota, non era in questi anni, non è mai stata pagata la quota. Ovviamente adesso non so dirvi se è dovuta a dimenticanza da uffici o cosa. Comunque con questi 3.250 andiamo a pagare all'epoca, quando si chiamava OGD, da partire dal 2020, oggi nel 2025 non si chiama più OGD ma si chiama Fondazione Treviso e fa da capofila la provincia. Quindi sono quote che più o meno variano in base anche agli abitanti, perché noi abbiamo una quota fissa, essendo che non facciamo pagare la quota di soggiorno alle attività. Quindi è un calcolo che viene fatto tecnicamente in base agli abitanti e in base ai turisti che passano nel nostro comune, perché ovviamente quindi si aggira, facciamo in 5 anni 3.250, facciamo questa divisione, insomma, ecco, sostanzialmente. Comunque prima è stato detto non precisamente, oggi non è più OGD, ma è Fondazione La Marca e capofila è la provincia di Treviso. Ovviamente è una cosa che riguarda il turismo e quindi avremo anche modo di richiedere, quando servirà qualcosa nell'ambito turismo, se ci potranno dare dei supporti, anzi ci dovranno dare dei supporti a riguardo a qualche intervento o qualche evento che andremo a fare come nel comune di Vidoni, insomma, ecco, sostanzialmente è questa la cosa. Allora sarò ancora più preciso. Adesso noi abbiamo pagato 3.250, cioè pagheremo 3.250 euro all'ODG. No, che ora non è più. Sì, che adesso, cosa ci è venuto a casa con questi 3.250 euro? Questa è la domanda. No, queste somme sono relative all'OGD che non ha mai operato perché non è mai decollato e li vuole questa nuova fondazione per costituire un tesoretto per far partire la fondazione, quindi non è venuto a casa niente perché non hanno mai operato. Era la stessa osservazione che avevo fatto io l'altra volta quando è stato fatto la nuova fondazione. Ho detto facciamo un altro carrozzone perché io ho partecipato con la provincia quando è nato l'OGD e quindi so cosa è successo là e quindi facciamo un carrozzone più grande perché forse è meglio, ci divertiamo un po' di più. Altro? Quindi passiamo alla votazione. Chi è a favore? Contrari? Astenuti? Immediata eseguibilità. Chi è a favore? Contrari? Astenuti? Bene, qui finisce questo Consiglio Comunale. Ripeto,
ci scusiamo, ovviamente io in primo mi scuso perché ovviamente non avevo ben seguito questo ordine del giorno e quindi sì, ecco, ci scusiamo, però ormai è andata così. Io pensavo che fosse messo anche degli orari, adesso ho visto qui che l'orario non c'era in effetti, ecco. Quindi così. Prima delle 8 poteva essere anche ieri. Dai, insomma, non esageriamo il giorno, però non è stato volontario questo. Ma mi pare che c'era qualche problema per le riprese, va bene che si potrebbe escludere, sì, ma diciamo ci sono problemi per le sì. Perché se magari potremmo anche aver detto a Valdo TV, ben escludete questo punto, però la ripresa sapete che potrebbe crearci dei problemi inquadrando dei minori, purtroppo la privacy ci impone anche questo. Ripeto, c'è stata una leggerezza su questo punto sicuramente e quindi Forse perché così. avevamo aspettato di concordare un orario per capire le disponibilità delle famiglie e quindi forse non è stato poi alla fine più deciso e messo per iscritto. Però... Vabbè.